Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione, anche oggi con noi per raccontarvi il territorio come sempre. Oggi è venerdì 29 settembre, è venerdì, allora uno dei tanti temi che affronteremo oggi è proprio quello dell'ambiente, perché come abbiamo raccontato già ieri nel corso del nostro telegiornale e la settimana scorsa riparte un nuovo ciclo di appuntamenti dalle 13 con Andrea Ferrazzi, Persone, Ecologia e Reti, per parlare di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, con la novità che da questo nuovo ciclo di puntate ci sarà anche un ospite collegato in diretta di caratura nelle prossime puntate nazionali e internazionali, i massimi esperti del settore. E allora fra poco intorno all'una scopriremo chi è il primo ospite di questo nuovo ciclo di puntate per parlare di sostenibilità anche nelle aziende. È davvero la sfida del futuro, l'ambiente. Di ambiente parleremo anche con un blitz, lo vedremo fra poco, di alcuni ambientalisti, alcuni giovani ecologisti che hanno scalato fisicamente il Palazzo della Regione, Palazzo Grandi Stazioni, nella zona di Santa Lucia a Venezia, per parlare di ambiente. E parleremo ovviamente anche del Vajont, perché in avvicinamento al 9 ottobre ci sono tanti eventi verso i 60 anni della tragedia del Vajont, e oggi a Longarone c'è stato un importante convegno dei geologi. Il tema fondamentale, anche molto attuale, quanto sono sostenibili le grandi opere, l'ha seguito per noi Tiziana Bolognani. E torneremo poi a parlare ovviamente del caporalato e degli schiavi della vendemmia, un tema che è riemerso proprio in questi giorni con importanti blitz delle forze dell'ordine. Come sempre in apertura però c'è la cronaca delle ultime ore e torniamo a parlare della tragedia in A13, lo schianto della famiglia padovana di Abano Terme in A13 a Ferrara, la morte di una mamma e di una bimba di appena 5 anni. Il marito sopravvissuto alla tragedia ora è indagato. La Procura di Ferrara ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica del drammatico incidente stradale avvenuto lungo la A13 tra i casali di Ferrara Nord e Ferrara Sud, costato la vita alla 49enne Maria Grazia Forgetta e alla figlia Gioia di appena 5 anni. Il marito al momento è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale, un atto dovuto per consentire il maggior numero di accertamenti. La Procura infatti ha disposto una perizia cinematica per ricostruire lo schianto, mentre non saranno effettuate le autopsie sul corpo di mamma e figlia. L'auto della famiglia, originaria di Caserta ma da 10 anni residente ad Abano Terme, stava viaggiando in direzione sud. Il cinquantenne alla guida si sarebbe accorto solo troppo tardi del camion fermo per i rallentamenti. Cercando di sterzare, l'auto si è schiantata prima contro il cassone del mezzo pesante e poi contro lo spartitraffico. Mamma e figlia sono morte sul colpo, il marito ha riportato ferite lievi. Un uomo e una famiglia distrutti. La piccola Gioia aveva appena iniziato la prima elementare. Per la settimana prossima era in programma la festa per i suoi 6 anni, ma la notizia della sua morte ha gettato nello sconforto tutti i conoscenti e i parenti. Agli insegnanti della scuola elementare De Amicis il difficile compito di spiegare ai compagni di Gioia la perdita della loro amica. Vicentino adesso condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenze sessuali aggravate su minori e pedopornografia. La polizia arresta un ricercato vicentino e denuncia la compagna per favoreggiamento. Era ricercato per scontare una condanna definitiva per violenza su minori e detenzione di materiale pedopornografico. Si nascondeva a Vicenza e la sua compagna ha tentato di nasconderlo agli agenti che lo cercavano, venendo denunciata per favoreggiamento. L'episodio è avvenuto ieri ed è stato reso noto oggi dalla questura berica. L'uomo di 62 anni era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Venezia per la sentenza definitiva a 5 anni e 4 mesi di reclusione. Giunti all'alba all'appartamento dove viveva assieme alla compagna, dopo accertamenti e ricerche, gli agenti della squadra mobile si sono presentati alla porta di casa, certi che si trovasse lì. La donna, dopo aver aperto la porta, ha dapprima affermato di non conoscerlo, poi ha cambiato versione quando gli agenti le hanno esibito il contratto di affitto firmato da entrambi. Ha quindi detto che il compagno era assente da tempo. Entrati nell'appartamento, i poliziotti in breve tempo hanno scoperto la stanza dove si era nascosto il 62enne. Lo hanno arrestato e portato in questura e infine alla casa circondariale del Papa di Vicenza. La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Vicenza per favoreggiamento personale. E allora il tema adesso dei braccianti della vendemmia, spesso costretti a vivere in condizioni disumane oppure in situazioni di irregolarità. C'è un nuovo blitz della Guardia di Finanza, poi parleremo di quanto accaduto ieri con la polizia locale.
al lavoro in un vigneto del Cartizze Superiore, quindi siamo nell'area di Valdobbiadene. Erano tutti in nero, 10 braccianti. L'azienda agricola per cui stavano vendemmiando è finita nel mirino della Guardia di Finanza. 10 lavoratori completamente in nero impiegati nella vendemmia. Accade sulle colline Patrimonio dell'Umanità, tra i filari del Prosecco di OCG Valdobbiadene Superiore di Cartizze, dove gli uomini della Guardia di Finanza di Treviso, nell'ambito dell'attività di contrasto all'impiego irregolare di manodopera, hanno notato in un vigneto diverse persone alle prese con la raccolta dell'uva. Sono scattati degli accertamenti di polizia economico-finanziaria nei confronti dell'azienda agricola titolare dell'appezzamento di terreno, in seguito ai quali è emerso appunto l'impiego di ben 10 lavoratori per i quali erano state omesse le comunicazioni obbligatorie di assunzione, circostanza per la quale sono previste sanzioni amministrative anche oltre i 15.000 euro. Non basta. A fronte dell'elevato numero di lavoratori impiegati in nero, la posizione del datore di lavoro è stata segnalata all'ispettorato territoriale, che deciderà ora in merito alla sospensione dell'attività imprenditoriale. Quello della finanza è solo l'ultimo controllo in ordine di tempo nell'ambito dell'impiego di lavoratori generalmente stranieri nel settore agricolo, dove in determinati periodi dell'anno, come questo, quello della vendemmia, si registra un'elevata concentrazione di manodopera nelle campagne, non sempre in regola. E allora vediamo, a proposito di questo, il blitz della polizia locale ieri a San Biagio di Callalta. Presso un'abitazione a Nerbon di San Biagio di Callalta abbiamo trovato la presenza di 26 cittadini stranieri di nazionalità pakistana, afghana ed indiana. 5 di questi sono risultati essere completamente privi di documenti e privi di permesso di soggiorno. 26 tra pakistani, afghani, indiani ammassati nelle stanze di un'abitazione a 2 piani di via Gorizia a Nerbon, ma anche in garage e in un ex ricovero per animali. Il blitz da parte di 6 agenti della polizia locale di San Biagio di Callalta all'alba. Italiano, il proprietario della casa, affittata a un soggetto pakistano. 10 sulla carta i residenti, quasi il triplo i soggetti trovati lì a dormire. E abbiamo rilevato anche delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile molto precarie. Pertanto si provvederà anche per la sistemazione poi dell'abitazione e dove cercheremo anche di coinvolgere sia il proprietario che il locatario dell'immobile. I 5 giovani, tutti maggiorenni privi di documenti, sono stati fotosegnalati al comando e poi tramite la questura verranno espulsi dal territorio. Non è la prima volta che la polizia locale verifica le presenze in quell'immobile situato ai confini tra San Biagio e Silea, a pochi passi dalla Treviso Mare e dal casello autostradale di Treviso Sud. Una struttura di transito, di certo un tetto sulla testa anche di lavoratori stranieri con regolare contratto che non hanno o non trovano un alloggio in affitto. Probabilmente si tratta di lavoratori agricoli impegnati proprio nelle campagne della zona. Infatti un mezzo era già stato fermato da una nostra pattuglia alle 5:30 questa mattina di rientro perché aveva già fatto un trasporto di persone verso le campagne dove lavorano. Proprietario di casa e locatario sono stati contattati e si sono impegnati a ripristinare l'immobile dal punto di vista igienico-sanitario. Rischiano al momento sanzioni legate alla mancata denuncia di ospitalità degli stranieri sorpresi in casa, ma ulteriori approfondimenti dovranno chiarire anche se, legati agli occupanti della struttura, si siano verificati casi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o di sfruttamento. Io non posso far altro che complimentarmi con il nostro comando di polizia locale. È stata fondamentale anche la segnalazione da parte dei cittadini e questo fa capire quanto importante sia la collaborazione tra la polizia locale, le forze dell'ordine e anche i cittadini del territorio. Nei giorni scorsi invece la polizia locale di Macerata ha scoperto in un'abitazione isolata un dormitorio, anche in questo caso per stranieri, con oltre 30 posti letto destinato a lavoratori stagionali impegnati nel settore agricolo. L'edificio poteva ospitare al massimo 6 persone, 16 invece i cittadini stranieri identificati all'interno dell'immobile. Il blitz in una mattinata piovosa, così da trovare all'interno il maggior numero di persone. Proprietario di casa, un pakistano che ospitava connazionali e indiani. Gli è stata contestata la mancata comunicazione di ospitalità, 16 verbali amministrativi con sanzione complessiva di oltre 5.000 euro. Nessun clandestino in questo caso tra gli stranieri identificati. Ulteriori accertamenti ovviamente sono in corso da parte di Questura e Ispettorato del Lavoro. E poi ci sono i migranti che da 8 anni si trovano all'ex caserma Zanusso di Oderzo. Ieri c'è stato un sopralluogo delle parlamentari del Movimento 5 Stelle.
Quella che doveva essere una soluzione di emergenza si è trasformata in una sistemazione definitiva. Eppure all'ex caserma Zanusso di Oderzo ci sono ancora le tendopoli. E questo sebbene nella struttura per richiedenti asilo ci siano a oggi 260 ospiti contro una capienza massima di 180. Il modello Meloni non fa che alimentare caos e insicurezza, denunciano le europarlamentari del Movimento 5 Stelle Sabrina Pignedoli e Laura Ferrara al termine di un sopralluogo all'interno del centro di accoglienza di Piavon. Abbiamo visitato una struttura che doveva essere sostanzialmente provvisoria e 8 anni che è qui, quindi ci sono delle tensostrutture che chiaramente non sono adatte per periodi di permanenza lunghi e chiaramente sono molto caldi, per esempio d'estate. E poi in questo momento ci sono anche tante persone, visti i flussi che sono arrivati, per cui per esempio anche le strutture come i bagni o la scuola sono un po' in difficoltà. Però abbiamo visto anche tanta voglia di fare bene, nel senso che gli operatori stanno cercando di fare il possibile per integrare queste persone, per cercare di dar loro una possibilità e inserirli nel mercato del lavoro. Sono tendoni di plastica, vi invito a immaginare quali siano le condizioni. La proposta è quella di smantellare questa tensostruttura, individuare delle infrastrutture che possano accogliere i richiedenti asilo e riprendere un tipo di accoglienza diffusa che invece purtroppo è stata abbandonata, che è molto più idonea sia in termini di controlli sia in termini di inclusione sociale. In 8 anni l'ex Zanusso si è trasformato in una sorta di ghetto, denunciano i 5 Stelle, con i migranti esposti a molti rischi dal caporalato alla criminalità organizzata. Io vedo invece che il tessuto è pronto per accettare, il tessuto locale, il territorio locale, per accettare questi richiedenti asilo nell'ambito del lavoro, perché già c'è così, però bisognerebbe forse riconoscerlo e evidenziarlo un po' meglio, cosa che spesso la politica non vuole fare. Allora c'è questo modello che dicono gli europarlamentari del 5 Stelle ha fallito e quindi i centri che vanno chiusi, e poi c'è l'altra soluzione, quella dell'accoglienza diffusa. A Cismon del Grappa è questa la soluzione che è stata scelta. Lo chiedo in diretta al nostro Alex Giuliano. Buongiorno Alex da Bassano. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Dici benissimo, perché sono in arrivo nel Bassanese i primi profughi dall'Africa. No. Notizia di pochissimi minuti fa: il conteggio delle famiglie è cambiato, perché non sono più 2 nuclei familiari in arrivo, ma sono 3, quindi si tratta di 6 adulti e 5 minori che verranno ospitati nel ex municipio di Cismon del Grappa. Qui con noi c'è il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli. Sindaco, un'accoglienza che conferma quella che è la linea che la Valbrenta ha sempre mantenuto negli ultimi anni. Sì, abbiamo fatto accoglienza quando c'è stata la prima ondata, le prime difficoltà anni or sono, abbiamo proseguita con quello che è successo con la guerra in Ucraina e quindi con i cittadini ucraini. Adesso si è liberato questo appartamento e abbiamo dato la disponibilità alla prefettura appunto di ospitare delle famiglie per realizzare quell'accoglienza diffusa che può in qualche modo, diciamo, sollevare altre realtà che sono in difficoltà per questo accesso eccessivo. Ecco, parliamo anche di equilibri politici, perché accogliere migranti, il comune di Valbrenta non è l'unico, saranno in arrivo anche ad Asiago e Mussolente, che ha dato disponibilità, però questa scelta rischia un po' di cambiare gli equilibri politici proprio della zona, perché tanti sindaci del Bassanese hanno detto no all'accoglienza. Sì, non so se, diciamo, creerà dei problemi, diciamo che francamente non interessa neanche più di tanto, perché queste azioni non si fanno contro qualcuno, ma si fanno per delle persone che sono in difficoltà, quindi la persona è sempre stata al centro della nostra amministrazione, la prefettura, che comunque è un organo di governo, ci ha chiesto un aiuto, e quindi io credo che dal profilo istituzionale a quelli che sono i valori che guidano questa amministrazione, e mi permetto di dire anche un po' il patrimonio, il DNA della nostra comunità, che ha sofferto di tanta emigrazione negli anni passati, faccia sì, insomma, che situazioni e scelte come queste vengano abbastanza naturali.
Ecco, noi lo ripetiamo perché è proprio una notizia di pochissimi minuti fa. Le famiglie in arrivo non sono più 2 ma 3, quindi rimarchiamo che si tratta di 6 adulti e di 5 minori e dopo l'accoglienza bisogna fare un passo in avanti, quindi parliamo di inserimento sia lavorativo che scolastico per i minori. Sì, appunto, perché voglio dire, se si parla di accoglienza non può intendersi nel parcheggiare delle persone in qualche luogo. Se si fa accoglienza diffusa bisogna che con l'aiuto di tutti queste persone trovino, diciamo, una comunità accogliente e quindi possano integrarsi, e questo dipenderà ovviamente anche da loro. Quindi ci sono ovviamente 2 profili, ci sono diciamo dei comportamenti biunivoci. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare da parte nostra, che è da un lato cercare di inserire i minori secondo quelli che sono gli istituti previsti anche dalle scuole, e poi l'aspetto lavorativo, o a favore della comunità per una sorta di restituzione dell'accoglienza che viene data, o comunque attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro, che mi sembra sia anche una prerogativa, una richiesta che viene dagli industriali stessi, perché voglio dire, sembra che ci sia una pretesa da parte di alcune parti politiche, in realtà se vediamo, voglio dire, alcune richieste provengono anche dai settori produttivi. Allora, se noi, diciamo, in maniera pacata e con organizzazione riuscissimo a mettere insieme tutte queste componenti, credo che potremmo fare una cosa utile al governo della nazione che lo chiede, alle situazioni che soffrono un'eccessiva presenza in alcuni luoghi e a delle persone che necessitano di un aiuto. E allora da Bassano del Grappa con il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli è tutto, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie. Grazie anche a te Alex Giuliano, e grazie anche al sindaco. E intanto lo ricorderete, uno dei luoghi, delle zone più calde sul fronte dei migranti tempo fa era la ex caserma Prandina di Padova. Adesso c'è un blitz recente della polizia proprio nell'area dell'ex Prandina, e la lotta al degrado è l'obiettivo delle forze dell'ordine. Bivacchi all'interno degli ex locali della caserma Prandina, una situazione di degrado segnalata da tempo. Nei giorni scorsi le volanti della questura e i poliziotti di quartiere hanno controllato più volte l'area. All'interno di alcune stanze sono stati ritrovati 8 extracomunitari, di cui 2 minori privi di documento, che sono stati accompagnati in questura per le procedure di identificazione, denunciati per invasione di suolo pubblico. Dopo i controlli per 5 di loro è scattata l'espulsione. 2 tunisini di 21 e 37 anni con precedenti per droga sono risultati irregolari e sono stati accompagnati ai centri per il rimpatrio di Gorizia e Roma. Per altri 3 stranieri, sempre con precedenti per sostanze stupefacenti, è stato emesso l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro 7 giorni. Nel corso dei controlli sono state sequestrate alcune dosi di cocaina. I 2 minorenni invece sono stati affidati ai servizi sociali del comune di Padova e poi trasferiti in comunità. Adesso parliamo dell'odissea delle bollette, dei prezzi, dei rincari, che non è finita, perché nel prossimo trimestre ci attende un nuovo rincaro molto forte sul fronte delle bollette. Intanto c'è chi pensa di venire in aiuto delle famiglie con un blocco dei prezzi. È il caso dei panificatori. Allora Valentina Visentin in collegamento da Padova. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno. Mentre siamo tutti un po' preoccupati per questo rincaro delle bollette della luce che supererà il 18%, c'è chi, come i panificatori, a livello nazionale hanno deciso di lanciare quello che è già stato chiamato il patto anti-inflazione, bloccando il prezzo di 2 tipologie di pane dal 1° di ottobre al 31 di dicembre, questo per garantire ai consumatori di poter portare sulle tavole uno degli alimenti più consumati, ovvero il pane. Lo hanno deciso appunto l'Associazione Nazionale Panificatori. Qui con me c'è Carlo Quartesan, che è presidente dei panificatori Ascom di Padova. Perché avete deciso e come si svolgerà poi questa iniziativa da qui a dicembre? Abbiamo deciso di fare questa iniziativa visto che il governo sta parlando di tenere fermi i prezzi fino al 31 di dicembre dei prodotti alimentari. Noi vogliamo collaborare nel nostro piccolo, aiutando le famiglie e dando una certezza sul costo del pane. Fino al 31 di dicembre rimarrà bloccato per
per 3 mesi 2 tipologie di pane minimo, di pane fresco, per aiutare i consumatori. Il pane è quello tra i più consumati, cioè deve essere una tipologia di pane tra i più scelti. Sì, senza dubbio verrà bloccato il prezzo, chi vorrà, perché è una cosa libera che non imponiamo a nessun panificatore, però consigliamo di aiutare le famiglie. Verrà esposto un cartello dove il panificio che aderisce a tale iniziativa. Ecco, anche per voi è comunque un impegno, visto che anche voi in prima persona dovete affrontare i rincari delle bollette, quelli della luce, ma anche delle materie prime. Sì, già sui giornali di oggi parlano di aumento dell'energia elettrica del 18%. Noi siamo molto energivori e quindi non è un impegno da poco, ma questo l'abbiamo deciso e siamo convinti che i consumatori ci daranno Ci daranno ragione. Esatto, ci daranno ragione della nostra iniziativa, insomma. Premiando dunque anche le piccole botteghe, le realtà commerciali che caratterizzano i paesi, i comuni, ma anche i centri cittadini. Dunque da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini. Intanto proprio a Padova continua la crisi di Bus Italia, addirittura autisti in subappalto sorpresi a dormire all'interno dei mezzi. Ma ieri, oltre a tutto quello che abbiamo visto in questi giorni, si sono presentate anche i lavoratori con una ventina di dimissioni, cioè lavoratori che si sono licenziati perché vanno a lavorare un'altra parte. La situazione di Bus Italia Veneto si aggrava, la notizia delle dimissioni segue quella della scoperta di alcuni autisti di una delle cooperative che ha in subappalto le corse intenti a dormire all'interno dei mezzi perché non gli viene fornito un alloggio. Di giorno poi, venendo da fuori città, si trovano a viaggiare su strade che non conoscono. Noi siamo veramente disperati da un certo punto di vista perché la situazione è talmente difficile da risolvere che non so quanto ne risentirà poi il trasporto pubblico a Padova. Questa è la cosa che ci interessa di più. Certamente fare un appalto a una cooperativa così come è stato fatto, senza aver prima fatto un minimo di formazione, un minimo di presidio del territorio, porta a queste situazioni, porta a lavoratori che sono costretti a dormire negli autobus, porta a lavoratori che non conoscendo i percorsi si perdono nelle campagne padovane. Intanto ieri c'è stato un nuovo incontro tra Comune di Padova, provincia e vertici di Bus Italia per continuare il confronto sul trasporto pubblico locale. Il bilancio dell'azienda di trasporti si conferma critico e in rosso anche per il 2023. O il governo e la regione ci mettono mano e quindi da questo punto di vista si mette mano a quelli che sono i salari di questi lavoratori e si mette mano anche al fatto che non è sufficiente un bonus di 60 euro ogni tanto per il trasporto pubblico, perché come in altre nazioni o il trasporto viene incentivato e quindi se ne ha poi un ritorno in termini di salute e di qualità della vita, oppure diventa difficile. Ancora da Padova, ma con la cronaca, una notizia di cronaca giudiziaria davvero particolare, con un farmacista che è finito a processo per un incidente che era avvenuto sulla porta del suo negozio. Ecco cosa è successo. Il cliente scivola all'ingresso della farmacia e il titolare finisce in tribunale. È accaduto in provincia di Padova, dove un radiologo sessantenne è entrato in negozio per acquistare dei medicinali, ma all'uscita, complice la pioggia, il pavimento scivoloso e l'ingresso bagnato anche per la presenza di ombrelli, l'uomo scivola, cade e riporta alla lussazione della spalla e una frattura. Passa il tempo, ma il radiologo riporta una lesione permanente e fatica a lavorare, a fare certi movimenti. Parte così l'iter giudiziario, entrano in scena gli avvocati e scatta la denuncia per lesioni colpose aggravate dalla mancata osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni. Il farmacista, infatti, avrebbe dovuto garantire la sicurezza dell'ingresso, ad esempio con strisce adesive antiscivolamento, provvedimento preso solo dopo l'incidente. Si torna in aula il 2 novembre con l'avvocato del radiologo che chiede che la vicenda sia inquadrata come infortunio sul lavoro.
Torniamo adesso a parlare di ambiente, ve lo dicevamo oggi, tante notizie riguardano l'ambiente, a partire da 2 attivisti di Extinction Rebellion che sono saliti con una scala stamani sul balcone del Palazzo Grandi Stazione, sede della Regione Veneto, vicino alla stazione di Santa Lucia a Venezia. Hanno fissato sopra l'ingresso uno striscione che recita: piano siccità, temo la Regione anche quando porta doni. Si sono poi legati al balcone e da lì hanno pronunciato un discorso ai cittadini. È stato montato anche nel piazzale un cavallo di Troia in cartapesta. L'azione di oggi, afferma una nota del movimento, denuncia simbolicamente come il piano di contrasto all'emergenza siccità della Regione Veneto sia, similmente al cavallo di Troia, un'arma pericolosa presentata ai cittadini come dono, un decreto che non riconosce, dicono i giovani, la crisi climatica come causa della siccità e degli eventi meteo estremi che stiamo sperimentando. Non solo non affronta il problema, dicono i giovani, ma lo aggrava. Allora vediamo alcune immagini e alcune parole di questo blitz fulmineo di questa mattina dei giovani di Extinction Rebellion. Ignora l'allarme della scienza sulla crisi climatica e le sue cause. Il piano siccità è un cavallo di Troia. La politica ci illude che i problemi si risolvano senza cambiamenti urgenti e drastici. Questo dunque il blitz, il veloce blitz dei giovani di Extinction Rebellion. Da una parte i giovani di Extinction Rebellion, dall'altra gli esperti, i geologi. Questa mattina a Longarone un importante convegno, siamo nell'ambito degli eventi che portano ai 60 anni dalla tragedia del Vajont, un importante convegno al quale poi si è collegato, lo vedremo fra poco, anche in videocollegamento il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il tema non è di poco conto, le grandi opere, pensiamo al ponte sullo Stretto, le grandi opere e la sostenibilità. Ha seguito per noi questo convegno e poi ce lo racconterà questa sera nel telegiornale Tiziana Bolognani, che ha intervistato anche uno dei massimi esperti. Sentiamola. Sono con David Govoni, presidente della Federazione Europea dei Geologi. A Longarone oggi questo momento evento dei geologi in occasione del 60° anniversario del Vajont. Govoni è anche il secondo presidente italiano della federazione. Qual è il fulcro di questo evento oggi a Longarone? Il motivo per cui sono qua è per testimoniare l'importanza della storia del Vajont anche al di là dei confini nazionali, quindi non solo in Italia, in Europa, ma anche tutto il mondo. Ero 10 giorni fa negli Stati Uniti al congresso dei geologi americani e a un certo punto nel corso di un dibattito è emerso una sfida di conoscenza da parte del direttore generale dell'associazione e ha chiesto ai presenti: sapete qual è stato l'evento di tsunami in bacino artificiale più grande della storia? E con mia sorpresa tutti conoscevano la risposta, che è Italia, Vajont 1963. Un evento drammatico che resta nella memoria di tutti. Voi l'avete studiato, noi ci ricordiamo proprio perché di questo si fa memoria, di tutti gli interventi e gli studi che vennero fatti all'epoca per capire anche la stratificazione del monte Toc che incombeva sul bacino. Sì, è una storia che sicuramente ha tanto di geologia e di professione ed è per questo che, come diceva, è impressa così tanto nella memoria collettiva della nostra categoria professionale. Questo secondo me si porta dietro un insegnamento e l'insegnamento che io ne trago, che poi ognuno potrà trarre il proprio da questa memoria, è quello di una forte responsabilità professionale, sia per quanto riguarda la professione, ma anche una responsabilità come categoria professionale verso la società.
E come dicevamo, in collegamento c'è stato un intervento di Matteo Salvini. Sentiamo allora un passaggio di quello che ha detto Salvini. Il tema Vajont è una terra straordinaria in cui mi sono emozionato più volte fisicamente tra Erto, Casso, la visita anche alla struttura e a comunità che fra poco ricordano i 60 anni di quella tragedia, quindi seppur a distanza non potevo e non volevo mancare per offrirvi 2 o 3 punti di riflessione su come stiamo lavorando al Ministero più legato ovviamente ai temi di cui discutete oggi. Innanzitutto il nuovo codice degli appalti pubblici a cui abbiamo lavorato per mesi, che è entrato in vigore dal 1° di luglio, che è stato accompagnato anche da incontri con i geologi, che non ha bloccato opere e gare che sono a decine di migliaia, che ovviamente avrà bisogno di un tagliando a fine anno per verificare quello che funziona al meglio e quello che magari va rivisto, però diciamo che i primi 3 mesi di applicazione mi dicono che stiamo facendo perdere meno tempo ai professionisti, agli imprenditori e ai sindaci, e le opere pubbliche viaggeranno più spedite. E poi il tema dell'acqua e delle grandi opere. Sto lavorando con la struttura tecnica di missione al Ministero per un piano nazionale idrico che sta raccogliendo segnalazioni, esigenze e proposte da tutti i territori, da tutta Italia, per darci finalmente sul tema dell'acqua, dell'utilizzo dell'acqua, della salvaguardia del bene acqua e della distribuzione dell'acqua, obiettivi a medio e lungo termine senza inseguire l'emergenza settimanale, perché una settimana c'è la siccità e la settimana dopo c'è l'alluvione. Quindi stiamo pianificando, investendo anche una cifra intorno ai 3 miliardi di euro per ridurre la dispersione idrica. Abbiamo riattivato, fatto ripartire i lavori in alcune grandi dighe incompiute, e in una di queste grandi dighe i lavori sono ripartiti dopo 26 anni di interruzione. Lavori, sono più di 500 le grandi dighe in Italia sotto il controllo del Ministero. Adesso andiamo velocemente in pubblicità, ci ricolleghiamo fra poco in diretta. Violenza sulle donne che anche nel Vicentino registra un trend crescente. Basti pensare che in provincia, solo nel periodo estivo, l'Arma dei Carabinieri ha ricevuto denunce per 31 reati ricadenti nella violenza di genere, relativi in particolare ai maltrattamenti in famiglia. Da qui l'importanza, secondo me, della rete interistituzionale, di tutti coloro che sono sottoscrittori di un protocollo che nasce nel 2022, che ha dato fortissimi risultati sul territorio. Bisogna sempre insistere invece sulle strutture, centri antiviolenza, poi le case rifugio, quindi che secondo me sono i punti di riferimento per le vittime. Al fine di promuovere il contrasto alla violenza contro le donne e sensibilizzare la platea di giovani e studenti, al Liceo Pigafetta si è svolta la presentazione dei 3 videoclip realizzati dalla Rete per il contrasto alla violenza contro le donne nell'ambito territoriale dell'azienda Ulsotto Berica, che narrano di episodi di violenza in 3 contesti diversi: il posto di lavoro, il luogo pubblico e la casa, e hanno l'obiettivo di diffondere anche attraverso i canali social la cultura del contrasto alla violenza di genere. Da anni, già con l'avvio e la firma del protocollo nel febbraio del 2022, abbiamo iniziato tutta una serie di attività formative per i ragazzi, una serie di conferenze tenute dai soggetti firmatari del protocollo all'interno degli istituti scolastici di secondo grado della provincia, e oggi andiamo a presentare questo progetto video che comunque non è destinato solo ai ragazzi ma all'intera cittadinanza. La violenza sulle donne, tema sempre importante da sottolineare. Allora, abbiamo visto prima Tiziana Bolognana e Longarone, il convegno dei geologi. Ci stiamo avvicinando a quel 9 ottobre, i 60 anni del disastro del Vajont. Vi anticipo già che quel 9 ottobre seguiremo in diretta a partire dalla mattina tutti gli eventi di quella giornata, la giornata più importante, che vedranno il capo dello Stato Sergio Mattarella visitare prima il cimitero di Fortonia e poi addirittura
salire nella zona della diga per una commemorazione civile proprio in memoria della tragedia del Vajont, così come prima, qualche giorno prima, seguiremo in diretta l'evento clou del ritorno delle spoglie mortali di Papa Pio X nella sua Ariese. E la giornata clou è il sabato 7 ottobre, quindi vi racconteremo in diretta l'arrivo nel pomeriggio del giorno precedente delle spoglie mortali di Papa Pio X a Treviso, e poi la messa la mattina del 7 e poi la partenza verso Riese. Sarà una giornata intensa e ricca di emozioni, quella del 7 ottobre. Intanto continuano gli eventi in avvicinamento a quel 7 di ottobre, il ritorno di Pio X nella sua Riese. Tra questi anche la nascita di un tour virtuale, un museo virtuale nel nome di Pio X. Allora il nostro Lucio Zanato a Riese. Buongiorno Lucio. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, sono con l'assessore al turismo Ombretta Basso, è appena terminata qui alle nostre spalle il municipio Villa Egher, qui a Riese Pio X è terminata la presentazione di questo tour virtuale che si può fare da tutto il mondo all'interno sia della casa museo che del museo vero e proprio qui vicino, appunto dedicato a Pio X. Una scelta importante per voi, quella del rendere virtuale un Papa che molti pensano restauratore, dimenticabile, in realtà innovatore, abbiamo visto nel corso di queste tappe di avvicinamento. Quindi un tour per permettere a tutti di capire bene la figura di Pio X. Esattamente, questo permette di capire bene la figura di Pio X, la sua vita, gli elementi che lo hanno formato, e che permette anche al visitatore che fisicamente non potrà essere qui a Riese Pio X e nel nostro territorio di vedere invece cosa c'è all'interno della casa natale e cosa c'è nel museo anch'esso rinnovato. Però non avete fatto vedere tutto, perché? Esatto, non abbiamo fatto vedere tutto perché noi vogliamo che i turisti arrivino, che la gente visiti fisicamente i nostri posti, perché vale la pena appunto vedere quanto c'è a Riese, ma vale la pena anche far sì che Riese diventi come una piccola ma preziosa perla di una collana che potrebbe essere, che so, Asolo, Cimagrappa, Possagno, quindi tante altre, Castelfranco, tante altre cittadine da visitare e fare una visita interessante del nostro territorio. Ecco perché va detto che questo tour virtuale, se tu clicchi a un certo punto puoi vedere ad esempio Cimagrappa, puoi vedere ad esempio il lancio su Asolo, su Possagno, quindi una visione non solamente della casa e del museo, ma una visione di un territorio. Lei è assessore al turismo. Quanta gente vi aspettate dalla settimana prossima? Noi abbiamo già delle prenotazioni, parliamo di decine di migliaia di persone. Queste sono prenotazioni di persone che vengono in autobus e quindi viaggi organizzati. Però noi ci attendiamo il grosso appunto da gente che spontaneamente si presenterà qui e verrà a visitare e a fare appunto il pellegrinaggio in giornata. Ecco, allora diciamo anche che poi c'è stato la presentazione dell'annullo filatelico per l'8 di ottobre e la presentazione anche della medaglia commemorativa appunto di questa presenza. Sono i 120 anni dall'ordinazione al soglio pontificio proprio di Pio X. Un momento importante. Tante le altre iniziative, una la seguiremo anche domani, una iniziativa per non dire che, come dire, sono tutte situazioni statiche, tanto è vero che addirittura scarpe da ginnastica non lo potete vedere ma ce le ha già l'assessore, perché domani si va in Cimagrappa. Esatto, vorrei dire anche scarponi più che scarpe da ginnastica per una questione di sicurezza. Domani mattina alle 7 partiamo da Riese, oppure possiamo trovarci alle 20:30 alle 8:30 a Malga, Campocroce, perdonatemi, per risalire fino in Cimagrappa e ricordare che cosa? Esatto, ripercorrere quello che è stata la salita di Giuseppe Sarto a Cimagrappa a dorso di un asino, e questo ci collega all'evento che c'è stato poco tempo fa, ovvero il Palio dei Mussi. Tutto collegato appunto in questa serie di manifestazioni e in questo calendario molto denso di eventi. Sì, perché va detto anche che ad esempio nell'annullo filatelico ci saranno delle cartoline che ripercorrono proprio la vita di Giuseppe Sarto, dalle prime foto come parroco alla foto poi come vescovo di Mantova. Va ricordato che il 3 novembre addirittura gli verrà dedicata la stazione di Mantova, proprio perché si ricorda la sua attenzione verso i migranti della seconda metà dell'Ottocento. Poi le immagini da patriarca e una
dell'immagine è proprio quella di Giuseppe Sarto, patriarca di Venezia, in salita a dorso di un'asina proprio verso la Madonnina di Cimagrappa. Ricordiamo, non era ancora stato costruito l'ossario e quindi il monumento ossario, e quindi diciamo un ripercorrere questa figura di Giuseppe Sarto davvero particolare. Una figura che il Comune di Pio X, oltre che protrarre proprio come iniziativa del museo, anche dopo la presenza, l'arrivo diciamo del Corpo di Pio X, ricordiamo, come hai già detto tu Nicola, il 6 a Treviso, e poi dopo la messa del Patriarca il 7 della mattina in Duomo, alle 15 la partenza dal Duomo di Treviso, alle 18 l'arrivo qui a Riesi Pio X, con poi una serata che seguiremo in diretta con la serata dedicata ai giovani e Pio X, una sorta di, come potremmo dire, festa, mettiamola così, proprio alle Cendrole. Dicevo, tra le tante cose che vengono organizzate c'è addirittura un fumetto che verrà presentato domenica pomeriggio alle 17 al Palazzo della Luce durante il Comic Book Festival, quindi in centro a Treviso. Ma perché un fumetto su Pio X? Perché noi vogliamo che anche le giovani generazioni, che sono magari meno propense a leggere testi, possano conoscere gli aspetti interessanti di Pio X, gli aspetti che hanno a che fare con l'innovazione, con la sua accoglienza verso appunto gli emigrati, ma anche e soprattutto, penso ai giovani, con il suo interesse verso l'ambiente, e quindi un fumetto per rendere un po' più semplice la comprensione di questo Papa. Ecco, per ultimo, chi vuole venire durante, diciamo così, la settimana di Pio X qui alle Cendrole, come si deve organizzare logisticamente? Perché immagino che ci saranno parcheggi, ci saranno indicazioni qui. Ho visto che ci sono gli operai del comune ovunque. È tutto preordinato perché uno dica sì, posso arrivare e non mi tocca girare come un matto per parcheggiare. No. Ci saranno dei parcheggi ben segnalati, tutto un servizio d'ordine che sorveglierà appunto tutta la peregrinazio e che sosterrà i pellegrini. Tra l'altro abbiamo avuto per fortuna una riunione con la cittadinanza di Riese e ci siamo commossi perché c'erano veramente tante persone. Vuol dire che attorno a questa figura i riesini si uniscono. Oltre a questo, quindi un servizio di vigilanza, ci saranno anche possibilità di ristoro, quindi di pranzo, e di ristoro nel senso anche di sedersi, eccetera. Anche la possibilità per quelli che non hanno appunto modo di percorrere quel 1,7 km di andata e ritorno, di farla appunto trasportati. Perché va detto anche che voi riinaugurate anche il Curiotto. Esatto, appunto lunedì alle 18:30 abbiamo l'inaugurazione del Curiotto, che è questo sentiero che Giuseppe Sarto percorreva da giovane per andare da Riese al Santuario della Madonna delle Cendrole. È stato rinnovato e reso anche percorribile per chi ha difficoltà, appunto. Quindi avete un occhio di riguardo alla disabilità. Certo, sicuramente. Quindi diciamo così, volevo aggiungere, sì, noi possiamo ricevere sicuramente e sono già prenotati appunto pullman, però ci aspettiamo una buona fetta di persone che arriverà qui quel giorno, quindi potete venire in libertà, ecco, in quella settimana a qualsiasi ora. Ecco, è esattamente quello che volevamo dire, cioè l'importante è che non abbiate paura, venite pure tranquillamente, qui è tutto organizzato, sarà sicuramente una giornata non solo di turismo ma soprattutto di fede. A te la linea. Grazie a Lucio Zanato da Riesi Pio X. Noi torniamo a parlare di un tema molto delicato, quello delle carceri, del sovraffollamento e delle rivolte nelle carceri. Il sottosegretario della Giustizia Padovano, il senatore Andrea Ostellari, ha incontrato i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria per presentare la nuova circolare sul trasferimento dei detenuti violenti. Sentiamolo. Da oggi il detenuto violento che aggredisce il personale interno ai nostri istituti penitenziari sarà trasferito subito anche fuori regione. C'era stato chiesto anche dai sindacati, lo abbiamo fatto. Inoltre abbiamo richiesto l'applicazione per tutto il territorio nazionale della circolare sulla media sicurezza. Il detenuto o partecipa a attività trattamentali, altrimenti rimane chiuso in cella. Appostiamo di paese, siamo di nuovo nella Marca trevigiana, torna alla ribalta con un servizio di Striscia la notizia. Fabrizio Cappelletto, sedicente medico che stavolta propone cure di purificazione dai vaccini. Buongiorno, sono di Antena 3, volevo parlare con il signor Cappelletto. Non so se ce l'ho qua.
Quando siamo arrivati per sentire la sua difesa si è fatto negare dalla segretaria. Eppure le accuse lanciate mediaticamente da Striscia la Notizia non lascerebbero dubbi sulla truffa perpetrata a 2 finti pazienti da Fabrizio Cappelletto, 63 anni, montebellunese, sedicente medico che sui profili social si definisce naturopata presso l'azienda Atena, con sede tra questi capannoni di via Tiziano nella zona industriale di Padernello di Paese. Qui spaccerebbe cure di purificazione dei vaccini con tanto di analisi del sangue al microscopio con punzecchiatura sulle dita. Una cosa rafforzata dal passato di Cappelletto, a partire dai rifiuti tossici stoccati a Pernumia, con 3 anni di reclusione patteggiati, e continuata con la condanna a 3 mesi per esercizio abusivo di professione medica. Cappelletto per anni poi aveva aperto un negozio con prodotti sedicenti naturali in centro a Postioma, dove oggi l'abbiamo cercato, trovando però tutto chiuso, svuotato. Ci sarebbe piaciuto capire di più sulle sue teorie complottiste, sui microchip iniettati nel sangue con i vaccini, sugli uccelli migratori utilizzati dall'Ucraina per lo sterminio della Russia, raccontati ai 2 finti pazienti Mediaset, ma soprattutto sulla sua laurea in medicina naturale con il massimo dei voti presso una sedicente Harlington University. Ma la risposta a tutto questo è stata: se è possibile contattarlo in qualche maniera. Vediamo, adesso non ce l'ho qua in sede. Ho capito. Perché io sono stato verso Postioma, però non trovo un numero di telefono, niente. Trovo qualcosa? No, non ho niente. Ho finito tutti i cartellini, mi dispiace, però sul sito in caso trova tutto. Va bene, la ringrazio. Restiamo nella Marca, ma come sappiamo, e cambiamo argomento, la Pedemontana Veneta attraversa anche altre province. C'è il problema della lievitazione dei costi e il PD regionale attacca la regione non dia €1 in più. Si parla di 361 milioni di euro dovuti ai rincari a causa del ritardi del Covid e a causa della guerra in Ucraina. Ecco, quello che ci viene da dire subito è: se la SIS avesse rispettato il cronoprogramma della terza e ultima convenzione, i lavori sarebbero stati terminati prima e non saremmo entrati in questo periodo negativo. E quindi io credo che da parte della Regione non sia dovuto neanche €1. Il Partito Democratico del Veneto va all'attacco dopo le ultime stime sui costi della superstrada Pedemontana Veneta in crescita di 361 milioni di euro, portando così a 2 miliardi 880 milioni l'ammontare dell'opera. Nel 2017, esattamente nel marzo del 2017, questa azienda privata ha usufruito da parte dell'amministrazione Zaia, dalla Regione Veneto, di 300 milioni di euro. Zanoni pone poi l'accento sul tema quanto mai dibattuto dei pedaggi. Si era impegnata a dare un'agevolazione, ovvero un'esenzione di pedaggio ai cittadini di ben 70 comuni che si ritrovano nel percorso e nei comuni limitrofi al percorso dei 94 km della superstrada Pedemontana Veneta. Ecco, questa esenzione del pedaggio nel tempo l'ha voluta togliere. In questo quadro io credo che sia veramente improponibile e irricevibile la richiesta di ulteriori 361 milioni di euro. Zaia faccia valere l'interesse pubblico perché, aggiunge Zanoni, da diversi anni evita di applicare le penali per il ritardo accumulato nella realizzazione dell'opera e inoltre non si fa restituire i 20 milioni di euro di IVA non dovuta. 2 azioni che è la Corte dei Conti di Venezia a richiedere. Mi auguro, conclude Zanoni, che la Regione non dia €1 in più. Vorrei essere ottimista, ma se guardo alla storia recente e a come quella convenzione non è mai stata applicata a favore dei cittadini e dei contribuenti veneti, mi viene da dire che la Regione potrebbe fare delle concessioni che io credo non dovrebbe assolutamente mai fare. Ieri nel veneziano il segretario della CGIL Landini ha parlato a Venezia della situazione dei lavoratori della cultura da migliorare, una città, soprattutto una città dove alla bellezza della città bisogna accompagnare salari più alti. Anche il segretario della CGIL Maurizio Landini ha partecipato all'assemblea dei lavoratori della cultura veneziani, un'assemblea che ha come obiettivo la mobilitazione nazionale del 7 ottobre a Roma, con un centinaio di associazioni veneziane che chiedono un cambio di passo al governo su salari, pensioni e diritti sociali e con un occhio di riguardo per i giovani costretti spesso ad andarsene. Credo che questa sia un'altra cosa non accettabile e c'è una domanda, io credo, molto profonda, soprattutto delle nuove generazioni, di potersi
potersi realizzare nel lavoro che fanno, e quindi basta precarietà. Non è accettabile che la maggioranza dei nostri giovani se ne debba andare all'estero perché qui non trova le condizioni per potersi realizzare. Il rischio, dicono, è che una visione miope si fermi alla bellezza della città senza investire sulla produzione culturale. A questo si aggiunge la necessità di aumentare i salari di questo settore e di dare stabilità occupazionale, magari con una riforma fiscale che agevoli. Ci sono diritti fondamentali, penso alla sanità pubblica, al diritto all'istruzione, che oggi non sono assolutamente garantiti, anzi sono tagliati. Quindi c'è bisogno proprio di cambiare quadro, c'è bisogno di una riforma fiscale degna di questo nome che il governo non sta facendo, anzi sta andando avanti con condoni e premiando quelli che le tasse non le pagano. Inoltre la CGIL chiede di distribuire i profitti che si fanno in questo settore ai lavoratori che hanno retribuzioni basse, dai 700 ai 1400 euro, magari in enti e istituzioni che hanno incassato milioni di euro. C'è uno spot che sta facendo discutere in questi giorni, lo spot della Esselunga, la bimba che regala la pesca al papà, i genitori separati. Insomma, è uno spot che racconta la famiglia di questo tempo, ma è uno spot che fa discutere. E allora abbiamo chiesto, la nostra Ilaria Marchiori ha chiesto proprio a Mestre cosa ne pensano di quanto viene raccontato in questo spot particolare. Sentiamo. Voi avete visto lo spot dell'Esselunga di cui si sta tanto discutendo? Lei cosa ne pensa? Va bene, è una bella cosa, basta, non dico altro. Ho sentito che la sinistra trova cavilli dappertutto, ma per me cos'è questo? Quello spot della pesca, Ah, per me va bene, è un bello spot. Ma non trovo niente di strano. Cioè, No, si è fatto bene, anche sì. prende quello che c'è oggi. Cioè, è la realtà delle cose, non è che ha inventato una roba che non esiste. No, ha inventato una cosa, ha fatto uno spot per specificare tutte queste cose qua. Quindi secondo lei queste polemiche sono inutili? Inutile, sia a sinistra che non vede, a sinistra guarda anche quante volte vai al bagno, scusa se che ti ho detto. Mi sembra uno spot molto carino, molto dolce, tutta questa polemica mi sembra abbastanza ridicola. In realtà non c'è nulla di così strano in uno spot semplicissimo. Ritengo che a volte vengano sollevate delle polemiche anche sterili, inutili. Cioè ormai le famiglie si sa che sono di tutti i tipi e di tutti i colori. Siamo nel 2023, purtroppo le coppie si separano e quindi purtroppo i bimbi ne vanno di mezzo. Ed è logico che vogliano riallacciare e che i genitori riallacino i rapporti tra di loro. Però non sempre è così. Io sono d'accordo con quello che è finalmente uno spot carino rispetto a tutti gli spot violenti che ci sono in giro, almeno è qualcosa che una bambina ti fa tenerezza e comunque fa capire che i genitori devono voler bene, perché un bambino si sente sempre responsabile, secondo me pensa di essere il bambino che ha causato la separazione dei genitori. In realtà non è così. Due genitori che sono separati, guarda caso il bambino cerca di unirli e sì, mi piace, dai, non ci trovo niente di strano. Ci sono tanti di quei problemi in Italia che quella è l'ultima cosa, fanno la reclama, basta, fine. Poi uno se la vuole l'accetta, se non non hanno altro da pensare, vogliono distoglierci da cose più importanti per quello, questo è quello. Basta, che la smettano, che siano più seri, che facciano proposte più tangibili, più serie. Una cosa è certa, i creatori di quello spot hanno raggiunto l'obiettivo perché se ne sta parlando davvero molto in questi giorni. A proposito di spot, la pubblicità, poi con Andrea Ferrazzi riparte il ciclo sulla sostenibilità e la transizione ecologica, avremo un ospite importante anche con noi. E io sì, ma perché ho la panza. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione e allora è arrivato il momento del venerdì, il venerdì come sempre con Andrea Ferrazzi. Buongiorno Ferrazzi. Buongiorno a tutti. Per Buongiorno parlare di sostenibilità, di transizione ecologica e come abbiamo raccontato anche nelle scorse settimane, riparte questo ciclo dopo le prime 10 puntate nelle quali abbiamo affrontato tantissimi temi partendo dai dati come sempre, riparte con
una voce in più, un dialogo sulla sostenibilità. E allora, prima di dire come struttureremo queste puntate, non posso, visto che abbiamo un po' accennato a queste nuove voci, presento subito l'ospite che è in collegamento. Sono ospiti che avremo di caratura nazionale e internazionale, esperti di questa tematica. Saluto e ringrazio, ed è un piacere avere con noi Ermete Realacci. Buongiorno. Buongiorno. Allora, i pochi che non lo sanno, insomma, qui parla anche come presidente di Fondazione Simbola, e poi gli chiederemo insomma cos'è Fondazione Simbola, ma insomma per i pochi che non lo conoscono è stato una delle guide storiche di Legambiente, presidente onorario di Legambiente, per tanti anni parlamentare, insomma si è sempre occupato di questa tematica. Allora, Ferrazzi, come saranno queste nuove puntate, questi dialoghi sulla sostenibilità? Ma facciamo un salto rispetto alle prime 10 puntate, dove abbiamo appunto approfondito in maniera molto anche divulgativa, ma sempre appunto basandoci su dati scientifici, no? Perché noi abbiamo fatto un patto con i nostri telespettatori, non raccontiamo balle, non inseriamo le fake news, raccontiamo le nostre visioni a partire dai fatti, e quindi abbiamo attraversato un sacco di temi di carattere nazionale e internazionale, ma anche locali. Immaginiamo quando abbiamo approfondito la questione dell'inquinamento da PFAS, o la questione dell'orsa, o la questione dei ghiacciai del Veneto che ormai sono spariti anche nel Trentino, ma in tutto l'arco alpino, col viaggio in moto che ho compiuto appunto per esplorare la situazione. Bene, adesso dal lessico, dalle 10 parole della sostenibilità, passiamo al dialogo sulla sostenibilità, in cui abbiamo appunto dei gradevolissimi ospiti con i quali discuteremo del futuro, perché guardi, quando noi parliamo della sostenibilità non guardiamo indietro, guardiamo avanti. E allora guardiamo avanti. Realacci, intanto ci spiega in sintesi cos'è la Fondazione Simbola? La Fondazione Simbola mette insieme imprese grandi e piccole, associazioni, territori, parti del mondo della cultura intorno al tema della qualità italiana. Sostanzialmente lavora sulla missione dell'Italia, cosa deve fare l'Italia per affrontare in maniera più forte il futuro, e questo impegno viene realizzato attraverso tante iniziative. Molte sono iniziative di studio, di ricerca, di approfondimento, di rapporti. Per esempio, rispetto al tema che voi mettete al centro di questa iniziativa importante, interessante, noi facciamo annualmente da molti anni un rapporto che si chiama Green Italy, che cerca di capire qual è l'andamento nell'economia delle imprese che hanno fatto investimenti a carattere ambientale, della green economy. Un rapporto lo facciamo sulla cultura, sul design, un altro rapporto si chiama coesione e competizione. Abbiamo recentemente fatto anche assieme a Ipsos un rapporto che è titolato Sostenibilità e qualità. Oltre a questo ci sono tante analisi e tante iniziative anche a carattere territoriale, capire territorio per territorio quali sono le imprese di qualità. Per esempio, noi presenteremo la prossima settimana a Milano, nel Museo del Compasso d'Oro, un rapporto realizzato con una importante azienda veneta, Fassabortolo, uno dei leader del settore delle costruzioni italiane, che raccoglie 100 imprese che in Italia e all'estero, imprese italiane, che in Italia e all'estero organizzano, promuovono, realizzano spazi culturali, dai musei alle giostre, per capirci, insomma tutto ciò che l'Italia fa per affrontare, scommettendo sull'innovazione, sulla qualità, sulla bellezza e il futuro. Una cosa che volevo chiedere, che l'abbiamo già affrontata in queste 10 puntate, ma lo chiedo anche a lei, visto che Fondazione Simbola si occupa anche di questo. È importante che non solo tutti noi cittadini siamo edotti sulla sostenibilità, ma soprattutto le aziende. Spesso magari non è così automatico, ma sono forse di più ancora le aziende che devono imparare la sostenibilità. E quanto ne hanno imparato in questi anni? Il numero di aziende che hanno fatto investimenti in questa direzione è crescente. In questo rapporto, appunto, che noi facciamo da oltre 10 anni assieme a Unioncamere, noi andiamo a verificare quante aziende
hanno fatto per motivi vari, perché spesso non sono motivi legati alla sensibilità ambientale, ma sono motivi legati anche alle opportunità, alla scelta di una determinata maniera di stare sul mercato. Hanno fatto investimenti che hanno a che fare con l'ambiente. Ebbene, queste aziende sono negli ultimi 5 anni 531.000, sono aziende che hanno questa caratteristica, sono quelle che innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro, vanno meglio, insomma, ecco, per capirci. E forse molti hanno fatto queste scelte proprio perché capiscono che lì c'è futuro. Faccio un esempio che pochi conoscono, no? Pochi sanno che tra i tanti settori in cui l'Italia è leader nel mondo c'è quello delle giostre. Faccio l'esempio delle giostre perché è uno dei settori in cui, insomma, il Veneto ha molto da dire. Il grosso molti dei giostrai che esportano sono collocati in Veneto. Noi vinciamo nel campo delle giostre perché le nostre giostre sono più belle, perché si adattano di più alle culture locali. I bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenaghen, di Coney Island giocano su giostre italiane. Credo che Coney Island se la siano proprio comprata i giostrai italiani. E anche perché le nostre giostre consumano molto meno energia. Ci sono state leggi in materia? No. Ci sono stati incentivi in materia? No. C'è una sensibilità ambientale prevalente che spinge in questa direzione. Tenderei a dire che anche questo non è stato così nel passato. Peraltro i giostrai sono eredi di famiglie circensi. Non credo che si siano formati ai seminari di Greenpeace o della Lega Ambiente. No, certo. Sono imprenditori italiani e quindi se una cosa si può fare provano a farla, e noi per esempio battiamo i concorrenti tedeschi per questi 3 fattori: bellezza, adattamento alle culture locali e consumi energetici più bassi. Questo accade in tanti settori. Io sarò peraltro fra una decina di giorni, un po' di più, fra 2 settimane a Osoppo, dove c'è Fantoni. Fantoni è uno dei grandi produttori di pannelli truciolati e nel mondo l'Italia è leader non solo nella produzione di pannelli truciolati, ma nel farlo usando del legno di recupero. Anche qui è un percorso che pochi conoscono, ma che rende più competitiva la nostra economia. Abbiamo detto, Ferrazzi, conviene essere sostenibili non solo dal punto di vista dell'ambiente ma anche dal punto di vista economico. Noi stiamo parlando e parleremo di transizione ecologica. Traduciamolo, cos'è la transizione ecologica? Ma è la necessità assoluta del nostro tempo, che naturalmente ha bisogno di 3, fattori fondamentali, perché veda, è come un tavolo. Un tavolo per stare in piedi ha bisogno di 3 gambe. Allora la transizione ha bisogno di creare una crescita, uno sviluppo economico, uno sviluppo sociale, culturale e anche istituzionale che si basa sulla sostenibilità ambientale, ma anche sulla sostenibilità economica e quella sociale. Perché vedete, l'abbiamo sempre detto questo, la transizione ecologica non sarà una passeggiata, no? In un campo fiorito in cui tutti saranno felici, perché vuol dire anche avere la capacità di trasformare dei sistemi di produzione. Quando si passerà sempre di più dall'auto a endotermica all'auto elettrica, quando si passerà sempre di più dall'utilizzo dal carbone al petrolio e poi alle fonti rinnovabili per la produzione dell'energia e via dicendo, è chiaro che in quel momento trasformi anche il sistema della produzione, quindi trasformi anche il sistema del lavoro e quindi trasformi il lavoro. E allora ci deve essere la capacità di un accompagnamento, è un insieme, ed è per questo che la transizione, che è tanto necessaria, è anche difficile, perché chi racconta che sarà una passeggiatina tranquilla racconta una bugia. È tanto necessaria per innumerevoli fattori, ma non è per nulla facile, ha bisogno di statisti, ha bisogno di persone del pensiero lungo, perché vede, ma questo sta già avvenendo nel mondo dell'impresa. Noi ci troviamo spesso nelle condizioni in cui gli imprenditori, lo diceva già adesso Realà, ci sono più avanti anche del mondo delle istituzioni e del mondo della politica.
Quando io ho fatto il disegno di legge, che poi è diventato legge, che consente nel nostro paese di produrre appunto le bottiglie di plastica di PET riciclata al 100%, l'ho fatta perché ho visitato uno stabilimento qui vicino della Zoppas Industries insieme a Gianfranco Zoppas, che mi ha fatto vedere questo impianto che faceva la meraviglia: metti una bottiglia usata, esce pulita, quindi non consumi nulla di nuovo, nulla di chimica di nuovo, e sviluppi anche la tecnologia italiana, che in questo campo è un settore, ma non si poteva vendere in Italia perché c'era una legge del 73 che lo proibiva, cioè diceva tu puoi usare una parte di riciclato ma almeno il 50% deve essere polimero vergine. Allora capisce, quelle sono delle follie, ma di esempi di questo tipo ne abbiamo 10.000, cioè ormai, ne parleremo poi la prossima volta sul tema della finanza sostenibile, ma ormai le imprese seguono il filone della sostenibilità per una questione di redditività. Sono le imprese dal punto di vista tecnico aziendale più resilienti, durevoli si dice, cioè efficienti e efficaci. Sono le aziende che hanno la capacità di essere competitive nel sistema e d'altro canto anche i sistemi del finanziamento, sia diciamo del capitale di rischio o di quello del capitale ordinario, sono ormai orientate alla sostenibilità. L'amministratore delegato di BlackRock, che è il più grande investitore istituzionale al mondo, già ha definito che la sostenibilità è il nuovo paradigma del finanziamento, no? Quindi della competitività. E guardi, molte aziende, anche le nostre aziende venete, se vogliono private equity o vogliono appunto finanziamento anche solo dalle banche per l'attività ordinaria, hanno bisogno di progetti sostenibili, perché se no non te le finanziano neanche più. Cioè le aziende che non hanno progetti di sostenibilità integrata come strategia, no? Non solo come furbizia, sono le aziende che non hanno nemmeno il finanziamento per andare avanti, per non parlare dei consumatori, che ormai ti costringono a questo approccio. Realacci, ma nella vostra attività, anche come Fondazione Simbola, trovate invece c'è chi fa ancora resistenza e se lo fa, perché lo fa? Beh, sicuramente c'è, lasciamo perdere ovviamente quelli che poi occupano dell'area grigia nella nostra economia, perché la nostra economia è molto forte quando scommette sull'innovazione, sul futuro, ma insomma c'è una parte importante della nostra economia che è borderline dal punto di vista della legalità, delle regole, dell'economia in nero. Però devo dire che la parte che va meglio è sempre quella che accetta queste scommesse, in cui spesso si incrociano, ripeto, il green con la cultura, con l'innovazione, col design, con la coesione. Noi abbiamo fatto anche uno studio molto interessante da cui risulta che le imprese che hanno migliori rapporti con il territorio, con i subfornitori, con le comunità, con i lavoratori, sono quelle che vanno meglio. Di nuovo sono più forti nell'export, producono più lavoro, innovano di più e scommettono quasi sempre molto sulla green economy, sul green. Peraltro nel Veneto c'è una gamma molto estesa di queste imprese. Le imprese che hanno fatto investimenti sulla green economy negli ultimi 5 anni in Veneto sono oltre 51.000, è la seconda regione italiana dopo la Lombardia, no? E attraversano un po' tutti i settori. Alcune di queste imprese sono anche soci di Simbola, è il caso di Fassabortolo, è il caso del consorzio del Prosecco d'OCG di Conegliano Valdobbiadene, che è un caso interessante perché in una situazione in cui bisogna sicuramente cambiare, abbandonare il glifosate, capire come fare i conti anche con i problemi posti dalla crisi climatica, però hanno fatto un'operazione importante che è quella di per così dire far capire anche in maniera fisica che la forza italiana è una forza che mette assieme, diciamo, il saper fare in tutti i settori con la bellezza, con la storia. Banalmente in quel caso il fatto che quello, come altri siti UNESCO italiani, siano anche luoghi di produzione del vino, è un elemento di grande forza, perché poi quando Obama dice che se va a cena con Michelle ordina un vino italiano, c'è sicuramente una componente legata alla qualità del vino, no? Ma c'è anche una componente importante che è legata al fatto che bevendo un vino italiano uno pensa all'Italia, pensa alle tante bellezze e a una maniera di vivere che nel mondo è apprezzata forse più che da noi, perché poi noi italiani siamo anche
un po' criptodepressi, cioè siamo capaci di vedere i nostri difetti senza affrontarli, ma incapaci di vedere i punti di forza. Allora Simbola cerca di fare questo lavoro. Il simbolo in greco era una tessera spezzata che faceva vedere che due cose apparentemente diverse sono un po' un tutt'uno. Allora, per capirci, che faccia parte di Simbola l'orchestra veneta, può sembrare bizzarro, ma in realtà l'orchestra veneta, il Prosecco d'OCG, Fassabortolo e tanti altri, stiamo parlando del caso del Veneto, fanno parte di una foto di gruppo di un'Italia che ce la può fare. Come dice Andrea, non ce lo regala nessuno, perché alcuni passaggi saranno sicuramente delicati, ma la strada è quella. E voi il prossimo appuntamento lo dedicate alla finanza, no? Se pensiamo anche a come sta muovendosi la finanza, i segnali sono abbastanza chiari. A me colpisce una cosa, per esempio, una delle sfide più difficili che abbiamo da affrontare, perché abbiamo accumulato dei ritardi, è quello dell'auto elettrica. Dobbiamo evitare che la Cina monopolizzi o si rafforzi in questo settore. Ci vuole una risposta europea, ci vuole una risposta italiana, che finora è stata debole da questo punto di vista. Però in borsa attualmente la Tesla, che non ha grandi volumi di vendita, da sola vale più di tutte e 10 le grandi case produttrici di macchine che la seguono messe assieme, cioè vale più di Toyota, Volkswagen, General Motors, eccetera, eccetera. Credo che la nona sia Stellantis. Quindi occhio, chi vuole continuare a pensare che il futuro è dei maniscalchi, per fare un esempio, o dei gettoni del telefono, sbaglia. E l'Italia in questa sfida deve fare quello che fanno gli altri, ma una marcia in più. E questa marcia in più si chiama bellezza, qualità, tenuta delle comunità e anche identità. Aggiungo io l'ingegno italiano, insomma, la capacità, la creatività italiana. Ha introdotto, lo stavo per fare io, perché volevo tornare, ha introdotto Realacci, il tema delle auto, no? Lei ha accennato prima lo stop all'endotermico del 2035, questo è un percorso importante. Ma guardi, ancora prima di questo percorso di scelta politica dell'Unione Europea, sono i dati di fatto. Se lei va a vedere il piano industriale della Peugeot, ha già stabilito che non nel 2035, ma nel 2030 smetterà di vendere auto e furgoni nuovi a motore endotermico, vuol dire benzina, gas, gasolio fondamentalmente. E se va a vedere il piano industriale della Volkswagen... 2030 quindi, 2030. La Volkswagen già dal 2024, cioè il prossimo anno, ha stabilito che cosa? Ha stabilito che smetterà di fare sviluppo sui motori endotermici e ha già tra l'altro immesso nel mercato dei modelli di automobile che sono non modelli vecchi in cui hanno cambiato il sistema di propulsione, i motori, ma sono studiati totalmente attorno a un nuovo motore elettrico. Questo è un salto di qualità ineluttabile, dopodiché certamente c'è bisogno di guidare la transizione, c'è bisogno di accompagnare le imprese, di dargli stabilità, di dargli sicurezza anche normativa, perché non è possibile che si trovino di volta in volta con delle leggi che cambiano di anno in anno a seconda delle pressioni. Dobbiamo dare stabilità. Guardi, sta succedendo per esempio nel Regno Unito una cosa un po' paradossale, se va a vedere. Il governo diciamo, conservatore del Regno Unito la scorsa settimana ha fatto un provvedimento di cui si è parlato anche molto nel nostro paese, cioè ha spostato di 5 anni il divieto di produzione dell'endotermico appunto per le automobili, ma l'ha spostato dal 2030 al 2035, cioè si è semplicemente allineato con quelle che sono le normative europee, perché il governo invece britannico aveva anticipato rispetto all'Unione Europea di 5 anni. Benissimo, ma cosa è successo? Non è successo il plauso delle imprese automobilistiche ma a caso di quel paese, ma casomai hanno detto ma guardate che noi abbiamo bisogno di certezze, perché gli investimenti sul 2030 li stiamo già facendo, perché il mercato va in quella direzione. Volevo anticipare, restare sul 2030. Il mercato va in quella direzione, d'altro canto lei vada a vedere per esempio tutto il progetto di sviluppo delle batterie, no? Non solo automobilistiche ma anche automobilistiche. E lì c'è una competizione mondiale. Certamente la Cina gli abbiamo fatto, come dire, a causa della nostra lentezza gli abbiamo aperto autostrade, ma adesso i grandi continenti stanno cercando di recuperare. Biden, con il cosiddetto Inflation Reduction Act, cioè quella legge che dice
si chiama insomma per diminuire l'inflazione, ma che non c'entra nulla, in realtà è un grande piano di finanziamento straordinario, crediti d'imposta, agevolazioni sulle vendite e via dicendo, per trasformare il sistema produttivo negli Stati Uniti e portarlo nella logica della transizione ecologica e della digitalizzazione, che sono i due asset fondamentali oggi per fare economia in maniera competitiva. Ebbene, lì sta non solamente facendo crescere le imprese degli Stati Uniti, ma sta richiamando grandissime imprese anche europee. La più grande azienda mondiale di produzione di batterie elettriche, che ha un portafoglio già di clienti di miliardi di euro, stava per costruire è un'azienda svedese, stava per costruire il proprio stabilimento in Germania, perché il governo tedesco gli aveva dato 150 milioni affinché potesse costruire lì. Quindi così la Germania cresceva, posti di lavoro, indotto di qualità, futuro, eccetera. Cosa è successo? Questi invece si stanno spostando negli Stati Uniti perché l'aiuto che gli dà Biden è ancora superiore. Allora stiamo attenti, noi dobbiamo accompagnare i nostri lavoratori, aiutarli nella trasformazione, sostenere la trasformazione delle nostre aziende, ma dobbiamo accelerare, perché altrimenti subiremo le trasformazioni. Ci sono due modi per affrontare queste questioni. O le guidi o guidi questi processi o li subisci. Noi per dare prosperità, lavoro e sviluppo dobbiamo guidarli. E Realacci, siamo sul percorso secondo lei? Cioè siamo competitivi da questo punto di vista o siamo un po' indietro? In molti settori sì. Direi non per le politiche, noi non abbiamo fatto politiche particolarmente avanzate, siamo stati un po' in regola con l'Europa, in qualche caso anch'io penso adesso l'Europa ha approvato una legge sulle microplastiche, noi ci eravamo mossi su questo molti anni prima e ricordava giustamente Andrea il caso delle bottiglie di PET riciclato, peraltro quelli macchinari già all'estero venivano venduti e utilizzati, però non si potevano usare in Italia, questo insomma è uno dei tanti paradossi italiani. In altri casi siamo avanti, ma siamo avanti quasi sempre per l'antropologia produttiva. Faccio qualche esempio. Pochi lo sanno, ma noi siamo di gran lunga i leader europei nell'economia circolare legata al recupero dei materiali nei cicli produttivi. Noi recuperiamo il doppio dei materiali della media europea, molto più dei tedeschi. Leggi? Incentivi? No, semplicemente la risposta di un paese povero di materie prime che ha dovuto utilizzare e ha saputo utilizzare quella grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è l'intelligenza umana e quindi ha creato dei circuiti virtuosi di recupero. Noi nell'alluminio siamo formidabili, ma in tutto il settore del recupero dei metalli, che è un settore molto delicato, siamo molto avanti agli altri. Anzi, in qualche caso siamo di gran lunga i primi. Se io chiedevo, ma mi è capitato di farlo, ogni tanto lo uso anche come provocazione, se io chiedessi anche a voi, magari Andrea lo sa, qual è l'acciaieria al mondo più grande che azzera le emissioni di CO2? Non è semplice azzerare le emissioni di CO2 di un'acciaieria, come tutti possono capire. Bene, questa acciaieria è italiana, si chiama Arvedi, è la più grande acciaieria italiana perché l'Ilva, come vediamo anche da questi giorni, ha calato di molto la produzione, fa acciaio piano, ha realizzato questo azzeramento delle emissioni di CO2, sta a Cremona in questo caso l'acciaieria, e immediatamente la Mercedes ha preso l'acciaio di Arvedi e accadrà anche per altri. Quindi quella che è stata una formidabile politica ambientale ottenuta con tantissima innovazione, con tanti brevetti, è diventata una maniera per stare meglio sul mercato, e nel campo dell'acciaio molti esempi vanno in questa direzione. Vabbè, adesso Arvedi è socio di Simpro e lo è anche Feralpi, ma Feralpi, Pasini, bresciano, voi sapete che i bresciani non sono considerati dei figli dei fiori, diciamo, dal punto di vista della produzione. Ebbene, Feralpi aveva deciso di investire sue risorse per 120 milioni di euro per farsi da solo una parte dell'energia con il fotovoltaico. Adesso è aumentato a 300 milioni questo investimento. Di nuovo lo ha fatto perché vuole vincere la medaglia della bontà, l'ha fatto perché ha capito che lì va il mondo e che c'è convenienza, c'è più prezzo. E lo stesso vale per dire la più grande fabbrica di moduli fotovoltaici del mondo
del mondo europeo, l'ha costruita l'Enel in Sicilia, e la più grande pala eolica del mondo si sta costruendo a Taranto, nella città dell'Ilva. In questo caso è un'azienda straniera, la Vestas, e sarà la più grande pala eolica del mondo. Abbiamo tanti primati che non conosciamo, abbiamo una politica che spesso è indietro, cioè, per capirci, termino su questo, per alcuni anni, e adesso ancora è così, l'Olanda è più piccola di Sicilia e Calabria messe assieme, e ovviamente ha molto meno solo dell'Italia, ha installato 4 volte i pannelli fotovoltaici dell'Italia. È chiaro che c'è un problema, ed è chiaro che è un problema che paghiamo poi quando scoppia la guerra in Ucraina, quando le bollette si innalzano, quando le forniture sono a rischio, e non ce lo possiamo permettere. Peraltro, notizia di queste ore, prossimo trimestre più 18,6% di aumenti nelle bollette stimato. Insomma, abbiamo capito e stiamo capendo con Ermete Realacci che l'Italia dal punto di vista imprenditoriale è pronta, c'è. Cosa manca? Manca seguire questo salto di qualità assolutamente necessario. Ermete raccontava anche della necessità naturalmente di indirizzi pubblici, oltre all'inventiva degli nostri imprenditori. Guardi, se lei va a visitare nel Museo delle Automobili di Torino, scoprirà un'automobile che è del 1899, che in quell'anno correva più di 100 km all'ora. Era un'automobile elettrica. Cioè la tecnologia dell'elettrico, certamente diversa di quello di oggi, c'era già. Cosa è successo? È successo che poi è stato assolutamente abbandonato quel filone ed è stato privilegiato che cosa? Il filone dei motori endotermici, come abbiamo detto prima, motori a scoppio, che seguono che cosa? Seguono il petrolio e tutti i derivati. Ma quello non è casuale, no? Cioè, voglio dire, le scelte che vengono fatte anche macroeconomiche seguono anche i filoni che vengono scelti a livello istituzionale, a livello politico della convenienza. Allora bisogna dare, così come probabilmente il petrolio è stata una delle leve della crescita con tutte le proprie contraddizioni del Novecento, non c'è dubbio alcuno che le rinnovabili saranno, ma lo sono già e lo saranno sempre di più inesorabilmente, la leva di successo del XXI secolo. Sarà il secolo green. Il secolo che parte appunto alla fine già nella seconda metà del Novecento, in cui si interroga in maniera strutturale, a partire in particolare dagli anni 60 negli Stati Uniti, poi negli anni 70, la prima giornata mondiale della Terra 1970, le prime COP, i primi grandi accordi internazionali sul clima, e poi si è scoperto che questa non è solamente rispondere a questo, non risponde solamente a un bisogno dal punto di vista etico e di sopravvivenza della specie umana, ma risponde anche al benessere. Perché vede, la trasformazione green, anche dal punto di vista economico, vuol dire creare benessere, vuol dire creare futuro, prosperità, posti di lavoro di qualità. È lì che dobbiamo andare, non rincorrere le paure che ogni cambiamento comporta, perché chi insegue le paure poi si troverà che quelle paure menzionate o addirittura alimentate verranno effettivamente trovate lungo la strada, se non si avrà la capacità invece di una grande accelerazione e farla anche con grandissima velocità. Ultimo punto concreto, Ermete adesso parlava dei pannelli, di produzione, di questa la più grande appunto azienda europea a Catania, la Trisan, che produce appunto milioni e milioni insomma, di pannelli fotovoltaici. Noi dobbiamo fare una cosa molto semplice nel nostro paese, un grande piano di copertura di tutti gli impianti commerciali, ricettivi e industriali con questi pannelli. In Veneto abbiamo 90.000 capannoni. 90.000 capannoni industriali, di cui almeno 13.000 tra l'altro sono anche sfitti inutilizzabili. Iniziamo a fare davvero un piano di questo tipo, inseriamoli nelle comunità energetiche, facciamo fare un salto di qualità anche alla legge sulle comunità energetiche, che va bene ma va ancora di più potenziata. Ci sono tutti i presupposti per creare questo salto di qualità per i nostri territori. Altrimenti si resterà indietro. Siamo in chiusura, ringrazio infinitamente Ermete Realacci per essere stato con noi, ci ha aperto una finestra sul mondo delle imprese che non conoscevamo, insomma è stato molto importante, grazie davvero.
Grazie davvero. Ferrazzi, l'ultimo minuto giusto per raccontare, lo diceva già, l'abbiamo già accennato, lo diceva anche Realacci, la prossima settimana parleremo di un tema che magari uno non pensa possa essere legato alla sostenibilità, la finanza sostenibile. Sì, guardi, senza il mondo della finanza non c'è impresa oggi. Non si può fare. Per cui non c'è imprenditore che se non ha qualcuno che lo finanzi riesca ad andare avanti. Quando prima facevo l'esempio della BlackRock, no? Che ha scelto di finanziare solamente i progetti sostenibili, parlavo del più grande investitore, sa che quanto ha di patrimonio quell'azienda? 8.000 miliardi di euro, 4 volte il PIL italiano. Quindi lei capisce quanto spostano dal punto di vista della produzione e della crescita economica del futuro quelle decisioni. Dobbiamo farla guardando la finanza. Avremo un grandissimo esperto di finanza, non solo una persona che ci ha parlato, ma ci ha lavorato proprio come presidente di grandi gruppi bancari e finanziari. E quindi lasciamo la sorpresa proprio per venerdì prossimo, un grande esperto di finanza per parlare di sostenibilità nella la finanza sostenibile. Grazie davvero a Andrea Ferrazzi, è ripartito al meglio questo nuovo ciclo, abbiamo parlato delle aziende, parleremo della finanza. Vi lascio come sempre dopo il meteo al film e un altro classico, Il Cigno Nero di Henry King con Tyrone Power e Maureen O'Hara. Il meteo e arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone si impone su tutta Italia. L'aria decisamente mite che arriva dal nord-ovest dell'Africa determinerà condizioni da fine estate. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto la grafica di venerdì 29 settembre evidenzia un ampio soleggiamento, possibili nubi basse e foschie di mattina sulla pianura più interna e in qualche fondovalle. Temperature ancora gradevoli, minime sui 12-19 gradi, massime sui 24-28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per qualche leggera velatura in quota. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove prevarrà decisamente il sole con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 13-16 gradi, massime sui 27-28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago.